Quinta giornata dei Giovani della Pace, ci può spiegare un po' di cosa si tratta? A me piacerebbe, naturalmente, a me piacerebbe dire a tutti i miei amici, ci piacerebbe che a Padova avvenisse un intervento che faccia pensare il mondo. A noi piacerebbe per esempio che ci fosse il Papa, Obama, il Presidente Mattarella, ma non a parlare, ad ascoltare le storie dei giovani. Oggi il mondo si cambia, se il mondo degli adulti, delle religioni, dell'economia, della comunicazione, del potere, della politica, capisse veramente in che condizioni sono i giovani oggi. Solo ascoltando i giovani, e non ci saranno delle lamentele, non ci saranno delle denunce eclatanti, ma ci saranno dei desideri. Presenteremo anche la nuova carta dei giovani, che speriamo possa avere anche qualche sviluppo stamattina in questo incontro che farò con i giovani. Parlare di pace oggi, in questa situazione interna e anche internazionale, che senso può avere ancora? Ma prima di tutto non bisognerebbe parlare di pace, ma essere delle donne e degli uomini di pace e di giustizia, perché di parole ne sono state fatte già miliardi e non hanno causato nulla. Le testimonianze possono causare qualcosa. Ha qualche suggerimento anche per i nostri ragazzi su come testimoniare concretamente la pace, come iniziare nella piccola realtà quotidiana? Ma suggerimenti si danno soltanto a chi li chiede veramente, perché la retorica proprio non entra nella mia vita, anzi mi dà fastidio, nel senso che non crea nulla, crea soltanto confusione. Io credo che se io sono testimone, se sono credibile, i ragazzi, le ragazze dovrebbero avere un desiderio di diventare credibili, perché soltanto con credibili si possono fare delle cose, si possono modificare degli errori, si può anche sparire dal proprio io e quindi una vita diciamo così, che può diventare interessante anche specialmente per chi la vive. E quindi io auguro ai ragazzi di avere una vita interessante. Il CERMIC è una realtà importante anche a livello internazionale. Una parola su come nasce e perché? Ma io credo che una storia come questa sia nata perché qualcuno l'abbia desiderata ardentemente, qualcuno che non sono certamente io. Cioè, io oso dire che Dio aveva un desiderio, che nascesse una cosa particolare e io mi sono ritrovato in questo desiderio di Dio e ho cercato sempre di entrare in una logica non mia. Io mi sento e mi considero ancora adesso timido, impacciato, un uomo di seconda linea, ma veramente. Eppure ho subito desiderato di abbattere la fame nel mondo. Ma questo mi ha subito dato un'idea precisa, che un amore, se non è esagerato, non è un amore. Oggi molte persone si accontentano di un'apparenza di amore, purché sembri. Io ho sempre sentito che il sembra non mi piace, volevo che fosse. E quindi è partito con questa idea apparentemente assurda, ma nel mio cuore non era assurda. E il cammino si è aperto.